It took 3 days to get there. Ci sono voluti 3 giorni in auto da Kharkiv. Noi abbiamo potuto partire, ma è costretto a restare chi non ha abbastanza soldi. They haven't got much and enough money. Bogdan ha 16 anni, è appena arrivato a Verona con il fratello Kirill e la mamma Victoria. Ha le idee chiare sul suo futuro. I just want to stay in FK Verona. Il mio sogno è restare qui per giocare con il Verona Calcio. Conosci il club? The club, you mean? Yes, it's very famous. FC Verona, Football Club Verona, yeah. Al punto tamponi di fronte alla stazione di Verona Porta Nuova arrivano i profughi ucraini appena scesi dai treni e dai pullman. Ucraini, avvicinatevi, recita il cartello, e loro hanno tantissime domande da fare. Chiedono assolutamente tutte le informazioni a 360 gradi, da dove vado adesso, come faccio i documenti, come posso inserire il bambino a scuola, chiedono subito dove posso lavorare. Istituzioni e volontari lavorano fianco a fianco per garantire il rispetto delle regole sanitarie e il maggior numero di aiuti possibili. I profughi cercano rifugio dalla guerra, ma vogliono tornare a casa propria appena sarà possibile.